Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su MotoGP 13. Allora, la modalità multigiocatore, aspettiamo ancora, aspetto il prossimo video, anzi aspetto di finire la Moto 3 e poi mi dedico un attimo al multigiocatore. Poi discorso, livello di difficoltà, ragazzi non posso tenere il livello medio perché sennò mi rompo i coglioni a vincere. Cioè ho provato a fare delle gare in single player, così in modalità gara veloce, proprio vinco tranquillamente, non è possibile. Chiaramente quando vado su una moto più scarsa, allora sì, se sono una pipa è chiaro che vado con livello medio. Poi che altro, speriamo nella pioggia, sembra un piccolo bug quello della pioggia. E niente raga, per Moto 3 e Moto 2 continuo con questi settaggi, cioè 3 giri, livello difficile o medio in base alla moto. Da MotoGP vado 25% e livello difficile, se la moto è proprio scandalosa medio, ma indicativamente è 25% livello difficile. Ragazzi è più bello se vinco sempre, poi è una merda, mi annoio anch'io, dopo commento di merda. Non ho più di giocare, non registro più, quindi piuttosto ci spariamo più video, più modalità carriere comendiane e però prendiamo anche le bombe col livello più difficile. Oh, Indianapolis, questa è la mia gara ragazzi, Ah, un'altra cosa ragazzi, il video, quello là di introduzione è bellissimo, quello dei circuiti, però se volete 3 gare, non posso fare un video di 100 minuti, allora piuttosto dalla MotoGP riprendo con i video di introduzione dei circuiti. Però faccio solo 2 gare, faccio 2 gare da 25% più i video insomma, l'introduzione là del circuito di Indianapolis, Catalogna e così via. Yeah, la 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 la. Obiettivo terzo, vedi, meno male, hanno già abbassato un po'. Io sarò davanti a Marquez, che non si sa mai. Però a sto punto cosa faccio io? Intanto vediamo i feed sociali. Isabella Proietti, il giorno della gara Indianapolis si avvicina, sono pronta a godere! Isabellona è pronta a godere, bella. Alex Rins, niente di meglio che un sano motociclismo. Alex Marquez, correre a India, davvero fare voglia di mettere la firma sul gradino più alto. Ma ragazzi, Isabella è pronta a godere. Sì, Isabella, sì. Ok, Indianapolis Motor Speedway. Il Comandone è pronto a dominare. Stavolta sai cosa facciamo? Visto che non posso mettere il mio, vabbè. Niente da fare, inizia gara, andiamo. Vai ragazzi, andiamo ancora sotto il diluvio. Ragazzi forse è un bug, il bug dei 3 giri, perché fate le prime gare che ho fatto più di 3 giri non c'è stata la pioggia, ma vediamo dai. Adesso voglio il rimontone comandiano, che sotto il diluvio sono una pipa. Vai, bella curva un po' all'interno, ma chi se ne fotte. Vai comandiano, dai cazzo, spingi sta moto di merda. Ma che cazzo fa? Dai, 13esimi. Dai, comandone, dai. Vai, comandone, vai che la moto è buona, cazzo. È il pilota che è un po' rincoglionito. Bravo. No, però devo fare il 25%, ragazzi, sennò non ho proprio il tempo con questo livello. Guarda che diluvio, guarda che roba! Pioggione americano. Bravi, che commento. Occhio, mamma mia. Ajo non rompere cazzo. Dai, che stanno scappando via i primi. Ma ai, che cagatissima. Devo attaccare al massimo per recuperare posizioni, ragazzi, scusate, guida non proprio meravigliosa, ma devo spingere come un pazzo. Ma vaffanculo, web caduto, cazzi tuoi, maledetto web.
Siamo settimi. Adesso devo rosicchiare altre posizioni. Giro record per Vignales o Vignale, insomma come cazzo si chiama. Marquez quinto, la principessa Sissi è sesta. Dai che sono là. Dai come no, dai che possiamo recuperare Indianapolis sul circuito favorevole, cazzo, senza la pioggia ero primo, sono sicuro. A parte sta curva che mi sta letteralmente sul cazzo. Dai comandone, godi comandone. E anche Isabella su Twitter ha scritto voglio godere comandone. Merda. Dai. Niente da fare. Dai, cazzo, sta carriola di merda. Sembra un po' piovere per sempre, madonna, me l'ha scritto anche un mio utente, cazzo. Dai, come do. Ocio. Dai che anche la Sissi è andata. Ciao principessa. Merda, mi risupera la principessa. Poi il mio compagno di squadra, anche lui, cazzo. No, una moto simile. Prendiamo sta scia. Dai. Cazzo, settimi. Si cazza la scuderia adesso, però. Bravo, comandone, grande. Volevo vedere senza la pioggia, però. Porca mignotta. Dai, prossima gara al 25%. Facciamo 2 gare solo a video, però dai, registrerò 2 video al giorno a sto punto. Visto che questo gioco è richiesto in maniera incredibile. Vi ringrazio tanto, veramente, siete meravigliosi. Siete meravigliao proprio. Se la Sissi tanto mi supera, io risupero la Sissi. Dai, almeno davanti a Marquez, che almeno se perdo sta Red Bull posso andare in quel team là, la Red Bull qua mi manda a cagare secondo me. Dai. Tutta colpa di sta pioggia maledetta. Questa pioggia comendiana, 2 secondi sono troppi. Dai, proviamoci almeno. Non può cadere quello stronzo. Vedi, con più giri. Sì, dai. Il livello di difficoltà lo possiamo mantenere, dobbiamo solo aumentare i giri. Dai, un sorpasso finale a Marquez sarebbe una cosa stupenda. Niente da fare, per poco, peccato. Peccato, ragazzi. Sesto posto comunque non male, livello difficile col diluvio. Il comandone c'è. Sesto posto del cazzo. Deve andare peggio, però anche meglio, vabbè. Allora, andiamo alla classifica, se andiamo a vedere però di là nel paddock. Ok, perfetto. 94.000 fan. Allora, andiamo a vedere la classifica in Moto 3. Il comandone è quinto a 105. Bene, dai, abbiamo ancora la possibilità di arrivare ai quarti. Ok. Adesso vediamo qua. Email, team manager. Dato deludente. Vabbè, vecchio. Giornata storta. Con Marquez siamo. E però questo qua Ambrogio team, che cazzo di moto di merda è?
C'ho 3-1, perdo con Marquez, devo svegliarmi. Feed. Il GP non è prevenuto, ma per noi vogliamo vedere il vero Comenda. Vai Comenda, Lorenzo mi dà la carica, da fare i complimenti a Veneziano. Con un giro in più, vedi, anche lui lo ammette, maledetto. Calendario. Burn, l'ultima è Valencia, 18. Okay. E prendiamo l'aeroplanino e andiamo a Burn. Ora se piove ancora ammazzo qualcuno, è ufficiale. Ora intanto vai di 25%. Ragazzi, un buon ottavo posto a Brno, sempre sotto il diluvio, ma per la gara è previsto tracciato bagnato, quindi sole con la pista bagnata, però insomma già meglio rispetto al solito. Dai, l'ottavo posto possiamo fare bene qua. Abbiamo anche 5 giri, quindi Si chiude qui il turno di qualifica per l'assegnazione della pole. I risultati che vedete in questo momento non solo ci mostrano la composizione dello schieramento. Buon ottavo posto, buono, dai. 11° livello, perfetto. Livello 11. E adesso andiamo a dominare la scena. Dai, cazzo. Qua devo fare almeno un podio, cioè voglio il podio qua. Un saluto a tutti i telespettatori. Dai. Si deve asciugare subito la pista, speriamo. Vai. 5 giri di passione. A Burn. Questa sì che è una tappa fondamentale. Vai, 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 Comendone, vai, vola, 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 vola la pemaia. Dai, 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 subito. Staccatore comendiene. Voglio la staccatore comendiene. Occhio. Vai, Comenda pazzo, fioi. Vai, vai, dobbiamo tirare come dei leprotti in calore. Dai, 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 dai. Finalmente un po' di sole, la perturbazione comendiana è finita. Oh, quanto tirano quelle moto. Dai, che però anche io ho una bella moto, cazzo. Dai, devo spingere al massimo, davvero Comendone. Che sarebbe bello un podio a livello difficile. Sarebbe veramente un sogno, ragazzi. Il primo vero podio comendiano. Dai, Comendone. Devo sfruttare il fatto che finalmente la perturbazione se n'è andata. Mamma mia. La pista è molto asciutta adesso, in questo punto del tracciato. In fatalità ho cambiato la distanza, però vedi, il Comendone forse ha trovato l'inghippo. Siamo primi, cazzo, stiamo calmi. Gran calma adesso, maledetto. In questo caso erano meglio 3 giri, cazzo, sarà un'agonia oscena. Perché nel prossimo video però possiamo mettere di nuovo i video di introduzione. I tracciati, attenzione adesso però silenzio per cortesia. Dai, Comendone, mamma mia che duello, cosa sì che è un duello comendiano. Vai, vai che la pista è sempre più asciutta. No, no, no. Maledetto, madonna che duello con Vignales. O Vignales. Mamma mia che sfida. No, cazzo, non mi supera anche lo stronzo di Rhino Gattuso. Rins. Va bene, dai, va bene, non importa. Non rompere i coglioni te, Salmone. Vai, 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 dai, 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 che possiamo arrivare almeno terzi, cazzo, obiettivo terzo posto, ma possiamo fare meglio perché il Comendone può dominare la scena. Attenzione, staccatona, Comendiano. Mamma mia, qualcuno è morto, forse, sì. È caduto. È tornato il pazzo, il pazzo veneziano. The crazy. E si gode, scusate ragazzi, ma la tensione è troppo alta. A livello difficile essere così è già un godimento lento. Dai, per Isabella, che ha voglia di godere insieme a me. Su Twitter e anche Tori. Grande Comendone. Sorpasso meravigliao.
Guardate che la pista è sempre più asciutta, molto molto bene. Merda. No, comunque è meglio 5 giri, sono più tranquillo, ho più tempo. Ci sono sempre aggressivo al massimo, però mi piace troppo, cioè io la guido così. Questa è una bella gara, cazzo, livello difficile, combattimento cumendiano. Non è che beccherò una pista completamente. Occhio, un po' rischiato. Ho sentito la vibrazione anche sul culo del joystick. Comunque ragazzi, gioco col joypad. Tanti mi hanno chiesto, insomma, joypad, addirittura qualcuno mi ha chiesto se gioco con la moto vera. Sì ragazzi, ho una moto. Ho la moto a casa e mi sparo le pieghe davanti al monitor. Maledetto vino di merda. Basta lui e vino, In testa alla corsa, Vino. Secondo, Comendone. Al terzo posto, Salmone. Quarto, il malesiano di merda. Marquez è quinto. Gattuso è sesto. La principessa Sissi, settima. Adesso basta, se no. Giro record per Veneziano. Grande Veneziano. Madonna che gara ragazzi. Madonna che gara comendiana. Dai Comenda, vola Comenda, vola. Bella, vai che superiamo Vino. Ciao Vino. Ho ancora bagnato qua però, Madonna com'è partito. Madonna Vino com'è andato ragazzi. Mamma mia. Mamma mia che gara. La più bella gara finora su MotoGP 13 ragazzi. Assolutamente. La più bella, la più emozionante. La più comendiana. Vai Comendone. Bravo, teniamo duro, se una vittoria no pesante di più. Che dura che è Fiori, è tanto dura. In certi punti è molto asciutto, in altri no. Cerchiamo di stare il più possibile sulla traiettoria pulita. Bravo Comendone, devo cambiare anche il casco, però non ne ho visti di bellissimi. Questo così, stile Chelsea, seconda maglia, terza maglia del qualche anno fa, è bellissima. Tensione incredibile. Il Comenda veneziano vuole la seconda vittoria in carriera, ma stiamo zitti. Ecco, avrei vinto, direi con 3 giri che avrei vinto. Titta Mocari. 211 e 312. Attenzione che le gomme sono molto consumate. Consumo troppo le gomme, una guida troppo aggressiva. La classica guida comendiana. Dai che ormai è tanto asciutto qua. Non posso cappellare. E così è bello, anche se sono in vantaggio in questo momento, però ho sempre l'errore, ma chiaramente per livello difficile è più soddisfazione, chiaramente. No, è ancora là, Vino. Vino è ancora là. Non devo prendere le pozzanghere, assolutamente. Bella, questa è la manuale. Bello, questo passaggio mi è piaciuto molto. Poi è proprio asciutto ormai, quasi dappertutto. No, qua no però. Dai, teniamo duro, manca un giro e un quarto, te prego, un giro e mezzo manca. Dai Comendone, portiamola a casa, portala a casa Cume. Portala a casa Cume. Perché le gomme sono tutte e due finite ormai, Attenzione, attenzione, momento catartico.
Occhio, questa è una curva molto pericolosa. Eccola qua. Mamma mia, pitturato sul sponsor Andalusia. Baldassarri è caduto. Il Balda è cascato. 6 decimi di vantaggio su Vino. Occhio, altra cagata, un po' lungo. Ha perso molti decimi. Final lap, stiamo buoni e stiamo zitti. Voglio il final lap come indiano. Ho 3 secondi più lento rispetto al giro 3. Le gomme sono proprio finite, Quindi questa è una cosa molto bella di questo gioco. Le gomme sono finite. Oddio. Niente, le gomme sono finite, ragazzi. Ma porca mignotta. Devo gestire tutto. Forse problemi anche Vino, però. Anche Vino in difficoltà. Errore per Vino. Errore di Vino. Dai, ragazzi, tranquillità, non posso cappellare ancora l'ultimo giro, l'ultima curva, che veramente mi incazzo come una bestia. Dai, comandone, ti in botta, te prego. Vai, comandone. Vai. Anzi, sono proprio in silenzio adesso, perché non posso sbagliare. Mamma mia. Silent, please. Dai, che avevamo un buon vantaggio, 2 secondi su Vino. Dai, comandone. Dai, che arriva la prima vittoria a livello difficile. Sì, cazzo. Il comanda c'è. Winner. E vaffanculo tutti. Sì, cazzo. Mentre i protagonisti della Mamma gara mia, che raggiungono il vittoria. palco chiuso, noi diamo uno sguardo alla classifica finale. Che vittoria. E il comanda è quarto di nuovo a 130 punti e si gode. E siamo a livello 12. Sì, cazzo. 108.000. La sua felicità è comprensibile. Con questa vittoria si è imposto su piloti di grandissimo talento. E sucate. Guardalo, grandissima vittoria comendiana. Andiamo a vedere la classifica, andiamo a godere. Sono quarto, 130. Marquez è a meno 10 e deve mangiarmi il pacco. Allora andiamo a vedere le email. Team manager, obiettivo squadra. Vabbè, era terzo, grande piazzamento. La mia zoccoletta preferita, grande risultato, grazie amore. Andiamo a vedere i Twitter di Tori Black. Buon piazzamento, Christine Stews. E andiamo, dominio, Simon Obua. Nonostante la 3 sia una categoria molto meritativa, stai facendo bene. Lutti, grande commenda, stai guardando veramente forte. E Nakagami, complimenti comandone. Va buon raga, allora a posto. Adesso nel prossimo video 2 gare da 25% e i video dell'introduzione delle gare. E niente raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao! PS ho vinto a livello difficile, sono un figo lalla.